Vicepresidente Bolzanello, quest'oggi si parla di un'iniziativa Imparare sperimentando, dove al centro dell'attenzione c'è Rosetta, questa missione che anche alla quale anche l'Italia ha partecipato. È un modo per capire quanto anche la tecnologia oggi sia importante e quanto anche le menti italiane siano importanti per portare avanti così questi progetti. Imparare sperimentando all'11ª edizione, il professor Sciaratta, che ha questa passione, questa volontà di tenere assieme il mondo della scuola, il mondo dei ragazzi con il mondo della ricerca, della scienza e della capacità quindi di guardare al futuro e di incuriosire i nostri piccoli ingegneri del domani o proprio coloro che avranno voglia di cimentarsi su questo. Ma imparare sperimentando significa anche far capire come oggi la tecnologia sia sempre più pervasiva, entri nelle nostre case quotidianamente, e come la parte dell'aerospazio sia nuovamente tornata di grande moda da un punto di vista proprio anche della passione e dell'entusiasmo quasi televisivo, ma dall'altra parte ovviamente c'è tutto il dato legato all'economia. Una missione come quella di Rosetta, che è durata alla fine 12 anni, ma 20 prima per prepararla, significa un investimento in tecnologia enorme e significa anche quindi all'interno di un consorzio europeo una parte che l'Italia ha avuto molto significativa, con ricerca, sviluppo e poi alla fine anche proprio costruzione, perché dalla ricerca aerospaziale poi derivano tutta una serie di altre attività nel mondo della metalmeccanica, oppure nel mondo dei big data, del software, eccetera, dell'informatica, della meccatronica, che portano a una capacità per le nostre aziende di stare sui mercati, e quindi questo è sicuramente un bel modo di avere un rapporto con i ragazzi, con la scuola, e dall'altra parte proprio rimanere legati al mondo dell'economia e tenere assieme le due cose e far capire ai ragazzi che le due cose non sono distinte.